Noi abbiamo fatto un grande passo a luglio 2014, suddividendo le persone che arrivavano da noi per quote nelle singole regioni. Ora si tratta di fare il secondo passo all'interno delle singole regioni, sui tavoli regionali, con una serie di meccanismi che abbiamo immaginato, far partecipare tutte le municipalità all'accoglienza. Così promette il capo dipartimento immigrazione del Ministero dell'Interno, Mario Morcone: libereremo Cona dalla gran parte dei profughi e affronteremo le altre situazioni di criticità sul territorio regionale. Il modello suggerito da Morcone non sembra diverso da quello dell'accoglienza diffusa già più volte teorizzato dal prefetto di Venezia Domenico Cuttaia e finora rimasto sulla carta. Ma stavolta sembra dire il superprefetto: facciamo sul serio. I criteri sono stati stabiliti insieme all'ANCI e porteranno ad avere all'incirca 3 profughi ogni 1000 abitanti. A chi ha già dato non saranno chiesti ulteriori sforzi. Evidentemente la direttiva prevede che si cercheranno i posti in quei comuni dove i sindaci non hanno fatto accoglienza. Noi abbiamo in Veneto 250 comuni che non accolgono e vuol dire che le soluzioni e i posti andranno trovate in quelle municipalità e non più in quelle che accolgono.